Quindi, questa sera, ladies and gentlemen, questa sera per voi Max Jesse interpreterà la classica canzone Cristina Marisa. No, stasera la faccio, me lo ero ripromesso. Allora, di Pozzato Capitani Cavallari dirige l'orchestra il maestro Cicci Bagnoli. E quindi una canzone che parla di disavventure, no? Quindi capita, no? Voi, vi è successo mai di sentirvi fighi e poi non lo eravate per niente? Ma che tetone che aveva Marisa, sbrigava i bottoni di quella camicia. D'oro beve dico de fare paura, sicuro che aveva la nona misura. E quindi la conobbi una sera in un bar de Stanghella, le gambe a rocchette, bassa statura, un po' de panza e piede de pittura. Però la che aveva, vi giuro, piazza sul davanti, d'oro beve dico, do su che giganti. Dai che sei facile, ma che tetone. Marisa sbrigava i bottoni e quella camicia, d'oro beve paura, sicuro che aveva la nona misura, che mi esagererà col Valium secondo me. Comunque, quindi l'approccio è avvenuto al bar, ve l'avevo già detto, quindi arrivo al banco con Ela, mica fa su finotto, che è l'occhiolino, va ben di Siela. Bevemos un gotto, do graspe una birra, 6 whisky, 3 amari, mezzo de bianco e 4 campari, e il conto se è alto, 14,7, era ancora alle lire, no? Ma valeva la pena per quel perdente. Ma che bravi, ma che tetone che aveva Marisa, dai che inventarla tutti. De quella camicia, d'oro beve ora sicuro che aveva la nona misura. Arriva il momento porno, quindi arrivo a casa con Ela, sono tutto un sudor, l'attacca a spogliarsi, son pieno di ardor, però senza calze, che gambe pelose, che muscoli ai bracci, una specie di Vanni praticamente, e che mani callose, che spola la parrucca, le tette finte, che picca da robe, che me pare dos cinque, che sarebbero le biglie, quindi ma che coglioni che aveva Marisa, do balle de tennis, piccava la sprisa, d'oro beve dico de fare paura, sicuro che aveva la nona. Ma vi è piaciuto sul serio? Quindi non sapevate di essere su Scherzi a parte.